Say what? Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuti a tutti e benvenuto caro amico Marco Testoni. Allora, oggi abbiamo un attore e un musicista superlativo, perché tutti noi lo conosciamo soprattutto per le sue partecipazioni a svariati film e serie. Abbiamo scoperto anche numerosissimi spettacoli teatrali, ma invece lui i suoi esordi, e non solo esordi, perché poi in realtà ha continuato sempre in qualche modo a praticare la professione di compositore, i suoi esordi di musicista. Stiamo parlando di Stefano Fresi, che io e Massimo abbiamo avuto la piacevolezza di conoscere quest'estate al Mercurio d'Argento. Allora Massimo, raccontaci un po' di lui, di Stefano. Personaggio veramente eclettico. Lui ha creato tra l'altro nei primi anni della sua carriera, proprio nell'ambito musicale, un gruppo insieme alla sorella e a Toni Fornari, la sorella Emanuele e a Toni Fornari, un trio comico musicale che si chiamava Favete Linguis. Poi, a partire da successivamente, quindi dagli anni 2000 in poi, ha incominciato a sviluppare ancora di più la sua notorietà proprio nell'ambito della recitazione. Ha partecipato a tanti film che conosciamo benissimo, come il ruolo di Secco nel film Romanzo Criminale di Michele Placido, ma Romanzo Criminale poi l'ha visto come autore della sigla dei titoli di testa della serie TV. Poi dal 2010 ha realizzato la famosa sigla, nelle famose siglette jingle della Rai che ben tutti conosciamo. È veramente una figura eclettica, infatti ha anche doppiato il famoso Pumba, personaggio del Re Leone, nella versione live action. Quindi raccontaci un po' che cosa hai fatto in questa intervista con l'eclettico Stefano Fresi. Ma guarda, semplicemente un'intervista molto divertente, molto stimolante. Peraltro abbiamo scoperto di avere la formazione in comune per tanti motivi, non anticipo nulla, quindi ascoltatela, perché non capita tutti i giorni di avere un attore con sì tanta autorevolezza nell'ambito appunto delle colonne sonore della musica applicata. Allora, ecco qui, l'abbiamo introdotto e a questo punto, insomma, ecco qui, lo facciamo entrare. Stefano Fresi, ciao Stefano. Ma ciao carissimo, come stai? Tutto a posto, tutto a posto. Allora, faccio un breve recap, Stefano, perché Stefano ha avuto il piacere di conoscerlo quest'estate al Mercurio d'Argento, dove eri ospite e avevi una sorta di master incontro, chiamiamolo come meglio credi, ma in realtà noi ti abbiamo già conosciuto prima, perché magari tu non lo sai, ma noi abbiamo ripreso tutto il Roma Film Music Festival, comprese tue interviste e compresa quella bellissima introduzione che tu facesti dal vivo all'auditorium con l'orchestra. Coinvolgendo l'orchestra, è stato molto divertente. Sì, anche perché poi sei una delle poche persone che, in quanto a divulgazione, voglio dire, della materia musica per il cinema, tu lo puoi fare, ok? C'ho le carte in regola. Hai le carte in regola, e quindi bellissimo quello che dicesti in quell'occasione sullo squalo, John Williams, eccetera, eccetera. Perfetta. Senti, noi iniziamo sempre da una domanda semplice, che nel tuo caso però è particolare. Chiediamo da dove arrivi dal punto di vista musicale, come è nato in te l'idea della professione come musicista. E siccome di te si sa abbastanza per quanto riguarda invece l'attività d'attore, questa è più sfiziosa, te lo chiediamo, da dove esci fuori tu, come è nato? Esco fuori dal mondo animale. Perché? Perché a un certo punto della mia giovanissima vita, avevo 5 anni, quindi parliamo del 1979, ci regalano un cane e un gatto. E a questo punto noi pensiamo che tenerli, mamma e papà pensano che tenerli in un appartamento non era il caso, perché si scannavano. In un appartamento abbiamo pensato che il gatto fosse meno sacrificato del cane, e abbiamo regalato questo cane, che era uno Yorkshire purissimo di razza,
all'architetto presso il quale mia madre faceva l'impiegata, lavorava da lui. Sì. E lui, per sdebitarsi di questo regalo, perché comunque è un cane col pedigree di razza, ci regalò una tastierina Bontempi a 4 ottave che io ho ancora. E io a 5 anni accendevo la radio e solo con l'indice andavo appresso alle note cercando di rifarle. Papà si è accorto che avevo un po' d'orecchio, che insomma ci passavo le ore, mi piaceva come gioco. Ha detto: ma vuoi studiare? E ci ho avuto la fortuna di beccare l'insegnante giusto, che è Uccio Sanacore, pianista meraviglioso e grande arrangiatore. E Uccio Sanacore mi ha fatto innamorare perdutamente della musica. Credo sia l'unico insegnante sul pianeta che sia riuscito a farmi amare il solfeggio. Credo sia l'unico. Eh sì, perché non è Non è esattamente una proprio, materia lui è riuscito a divertente. farmi piacere pure quello, Uccio. E per me è stato un innamoramento progressivo. Poi Uccio è un uomo di un'intelligenza incredibile, per cui mi faceva ascoltare Bach, Beethoven, Mozart e poi i Level 42. E mi faceva, finite le 2 ore di lezione su Bach e sulle scale, sugli arpeggi e la tecnica, le ore di Anon, poi mi metteva davanti all'Atari 1040 ST, mi diceva: questo è il MIDI, questo è Cubase, così si fanno le basi, vedi, sto facendo una sigla. E mi ha insegnato un mestiere che io avevo 15 anni e che adesso poi ho fatto per anni, insomma, mi sono messo a fare sigle anch'io perché me l'ha insegnato lui. Quindi l'imprinting è stato quello. Ho fatto l'esame di solfeggio all'Aquila, poi dopo stavo preparando il 5º anno, avevo 16 anni, 17 anni, ed è arrivato il lavoro. Cioè, ho incontrato Augusto Fornari, un attore meraviglioso, che mi ha detto: ma me le scrivi le musiche per il mio spettacolo, che è Le donne al Parlamento di Aristofane? E io ho scritto delle canzoni, e poi sono andato in teatro a provarle con gli attori, e quindi ho seguito le prove in teatro e mi sono innamorato proprio del luogo. E quindi ho detto: porca miseria, io voglio vivere qua dentro, voglio scrivere musica per il teatro. Ho messo su un trio vocale, un trio canoro, e con loro abbiamo cominciato a fare teatro, però di impronta fortemente musicale, quindi pezzi del quartetto Cetra, del trio Lescano, la musica anni 40 italiana, lo swing. E da lì poi è nato tutto. Poi ho cominciato a recitare in questi spettacoli e poi sono arrivati cinema e fiction a valanga, tutto dopo, però è tutto nato assolutamente dalla musica. Allora, ti voglio dire, la cosa incredibile, mentre tu mi parlavi, che abbiamo un paio di coincidenze. Io ho iniziato a lavorare grazie a Uccio Sanacore a Mediaset, sì, e non Sì, perché solo, lui era il direttore di Mediaset, lui esattamente, diventò il quindi direttore di stiamo Mediaset parlando, quando era mio maestro. quindi stiamo parlando degli anni 80 Sì. giusti, Sì, e sì. io ho studiato al Conservatorio di L'Aquila, quindi abbiamo un paio di situazioni in comune. Lì c'erano il professor Coltrelli, il professor Lucci, con loro. Ah, ecco, Ho fatto gli vedi, non esami con so, loro. mi sa che sei un po' più giovane di me, quindi probabilmente no. Allora, poi quando ho sentito che hai nominato l'Atari ST 1040, lì mi si è Ti sei aperto emozionato un proprio un pochino. mondo, sì, esatto. Esattamente, proprio da pionieri, quello Da era. pionieri, 8 tracce MIDI, non più di quelle, Sì. poi 16 sono arrivate dopo. Senti, e invece quindi sei nato fondamentalmente come musicista di teatro, no? Allora, Sì. che differenza c'è come approccio nel fare musiche per teatro o per cinema? È molto diverso l'approccio, diciamo così, compositivo? Diciamo che dal punto di vista meramente concettuale parliamo della stessa cosa, cioè di una musica a servizio di un messaggio che è altro rispetto alla musica, cioè il film, chiaramente c'è il messaggio filmico, c'è la storia del film. La bravura del compositore deve essere quella non solo di rispettare le idee del regista, che è quello che la storia la racconta e quindi ha diritto di veto anche sulle musiche, sul tipo di musica che vuole, però si tratta anche di fare una musica che sia non tanto bella o brutta, quanto giusta o sbagliata, cioè bisogna scrivere la musica adatta a quelle immagini o a quella scena. Chiaro è che l'approccio al cinema magari è diverso perché c'è intanto ci sono budget profondamente diversi, quindi magari al cinema abbiamo delle possibilità di fare musiche con grandi orchestre, in teatro è molto difficile che si possano fare musiche di scena per più di 7 strumenti, 8 strumenti, quando ci sono i budget di una volta, adesso proprio quasi tutto elettronico. Però dal punto di vista concettuale si tratta di scrivere una musica che sia una parte del messaggio, quindi fa parte di quel mondo a cui si accostano le luci, i costumi, la fotografia, il testo soprattutto e l'idea del regista, cosa che invece non avviene nella musica sinfonica, perché quella è musica fine a se stessa, la ascolti per il piacere di ascoltarla e lì la musica è protagonista assoluta. Nel momento in cui invece è una musica per qualcos'altro si deve un po'
a servire a qualcos'altro. Insomma, quando una musica sovrasta le immagini ed è molto più forte delle immagini, un po' il film è brutto, un po' pure il compositore ha tradito il suo lavoro. È andato troppo invasivo, dici, in quel caso, il suo stile, sì. E senti, allora, a proposito di compositori, sì. Dici un po' qual è qualche nome di compositore di cinema a cui tu sei particolarmente legato, con cui ti sei formato, ecco. Ok, parto da uno che è stato un grande musicista sia di teatro che di televisione che di cinema, perché è un po' un ispiratore in senso lato, che è Fiorenzo Carpi, che non viene mai nominato abbastanza. Fiorenzo Carpi è un musicista straordinario, da lui secondo me nascono Nicola Piovani, Germano Mazzocchetti, Sì. questi musicisti meravigliosi che poi hanno fatto la storia del teatro italiano, insomma, però insomma da Fiorenzo Carpi deriva tanto. Nino Rota è stato un compositore straordinario, Ennio Morricone sarebbe folle non nominarlo, Piero Umiliani è stato un grandissimo compositore, Carlo Rustichelli, Cicognini, insomma ce ne sono di musicisti italiani, ce ne sono tantissimi, musicisti d'oltreoceano, vabbè impossibile non nominare John Williams, straordinario, ma Howard Shore, Newton Howard, ho una passione smodata per Bernard Herrmann, che tra l'altro è stato insegnante di John Williams, e ho un amore viscerale profondissimo per Henry Mancini, che vorrei chiamare Enrico Mancini, visto che il padre era toscano e la mamma era emiliana, e quindi era mezzo abruzzese. Sai che ho scoperto che il pianista di The Mancini Touch, che è uno dei dischi più famosi di Henry Mancini, e nonché della sigla Peter Gunn, sì, John Williams. Come? John Williams. Sì, lui inizialmente ha fatto da pianista Henry Mancini, capito? Un ragazzetto così, che passava per lo studio, l'ha fatto esatto, ce n'aveva uno qualsiasi proprio. E questi mi piacciono tanto. Adesso mi piacciono, di quelli che ci sono adesso, mi piace Teo Teardo, trovo che sia molto propositivo, insomma, c'ha delle belle idee, insomma, però ecco, l'amore folle per il cinema italiano dagli anni 50 in poi, per questi compositori. Non vado pazzo per il pluripremiato Hans Zimmer, che è bravo, fa il suo, però sento più l'odore di un'azienda con tantissime persone dietro, ognuno dei quali ha il suo ruolo, trovo che le sue musiche, per carità, alzo le mani, però trovo che le sue musiche abbiano più l'atteggiamento della library, nel senso che io penso di poter spostare un pezzo che ha sapore di battaglia da un film all'altro e non succede niente. Se invece levo un pezzo di Rota da 8,5, cambia il film. Se invece una battaglia dei pirati la metto sui romani e viceversa, c'è comunque una battaglia fatta benissimo, sostenuta benissimo dalla musica, ma non caratterizzata, sembra non scritta per quel film, sembra scritta un po' per tutte le occasioni, ecco, come una library, appunto. Questo è. Quindi non vado pazzo, però mio commento personale, per carità, premi Oscar ce ne fossero, insomma, però Allora, sì, Hans Zimmer in realtà non vai tanto lontano dalla realtà, perché lui ha realizzato proprio delle library che poi riutilizza qua e là, ed è vero anche che è una factory, quello che ha una factory veramente da catena di montaggio di colonne sonore, quindi però ogni tanto azzecca dei capolavori. Ci sta pure, perché voglio dire, anche Alan Menken, grandissimo compositore, scrive delle melodie incredibili per la Disney, però poi le orchestrazioni sinfoniche sono di Danny Trub, tutta l'orchestrazione è fatta da lui, che quindi non è che non creda nella squadra, parlo proprio dell'approccio col film, insomma. Questo è. Un po' per sopravvivere a Hollywood devi fare così, poi non dimentichiamoci che lui è tedesco, quindi voglio dire, in quanto organizzazione non gli sono di niente. Senti, io a questo punto andrei sui tuoi lavori, no? E mi dispiace, ma io parto ovviamente dal jingle della Rai, perché mi incuriosisce troppo. Cioè, allora, aspetta, uno, mi piacerebbe sapere come è impostato questo tipo di lavoro, che di per sé deve essere molto conciso, ecco, diciamo così. Se hai avuto qualche particolare reference da loro, e come si fa a scrivere una musica così breve? Allora, io credo che la chiave per far passare soprattutto delle cose che hanno una durata brevissima sia metterci un'idea sotto, altrimenti non c'è niente, no? Diventa semplicemente veramente un accostare 4 note messe lì a caso.
Ovviamente io sto parlando del jingle della Rai, quindi sto parlando di 6-7 secondi, 10 quando è più lungo. Questi sono i tagli, insomma, poi c'è anche il taglio a 30 secondi, il sottopancia, quello che vuoi, però insomma il jingle in sé, quello riconoscibile, sono 4 secondi, 3 secondi. Quindi ho pensato, innanzitutto questo lavoro l'ho fatto per puro caso, perché io ho collaborato con un'azienda che si chiama Frame by Frame, che fa la grafica per tantissime cose, ho lavorato con loro come compositore tantissime volte, ed ecco che loro, quando hanno avuto la commissione della Rai di fare la nuova grafica, hanno detto: senti, noi abbiamo il musicista nostro e te la diamo con le musiche, se ti piacciono bene, altrimenti te le rifai. Io sono piaciute e sono rimaste le mie, quindi è stato del tutto casuale. Però l'idea è stata questa, io ho pensato: come la racconto la Rai così? Allora, che canali c'ho davanti? Rai 1, canale più istituzionale, Rai 2, canale invece un po' più rock and roll rispetto a Rai 1, Rai 3 è il canale più indie, un po' più, no? E quindi ho fatto degli arrangiamenti di questo tema che mi è venuto in mente, uno un po' più istituzionale, quindi con gli archi, sinfonico, con dei suoni orchestrali, con la chitarra elettrica, quello di Rai 2, perché era tutta una grafica di lava esplosiva che componeva il logo, e poi con chitarra acustica, percussioni e coro e voci, come se fosse una canzone fatta in spiaggia, quello per Rai 3. E poi tutte le varie declinazioni, Rai Gulp, che era la televisione dei ragazzi, il logo l'ho fatto col DTMF, col rumore dei tasti del telefonino. Perché 4 note? Pam 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 pam, perché ho pensato il logo Rai è composto di 4 elementi, R, A, I e poi il canale, quindi Rai 1, Rai 2, quindi pam 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 pam. Questa è stata l'idea di base. 4 era il numero di base, diciamo, questa è stata la stupidaggine che mi è venuta in mente. Però è efficace. Sta in onda dal 2010, insomma, ormai sono 15 anni. Quindi continua a essere assolutamente incisiva. La cosa bella è che poi ho avuto anche la fortuna che è stata riarrangiata da vari musicisti, perché adesso quelle che sentiamo adesso, le 4 notine sono le mie, però gli arrangiamenti sono di Valeriano Chiaravalle, Adriano Pennino, Michele Bongiorno, un sacco di musicisti bravissimi, quindi anche una gioia infinita sapere che è finita in quelle mani questa musica. Mi piacerebbe vedere le partiture che hanno scritto per questa cosa di 30 secondi. Io le mie te le mando se vuoi. No, quelle loro. Tu fogli di Sibelius. Esattamente. Senti, invece, sempre andando su ciò che hai realizzato dal punto di vista musicale, ecco, forse magari non tutti sanno che tu hai scritto le musiche della sigla di testa di Romanzo Criminale, che è molto interessante perché mi sembra che c'è un po' un recupero delle sonorità anni 70 in chiave un po' swingante e che ci sta tutto, visto la trama. Ecco, ci racconti qualche cosa di quello? Sì, mi chiama Fabio Di Bari di Flipper Music, con cui ho collaborato tanto perché è stato mio editore per un sacco di roba su Sky e varie altre cose, e Fabio mi dice: guarda, abbiamo questa gara per prenderci questo lavoro e chiedono una roba tipo questa, e mi fanno sentire ovviamente le musiche tipo di Milano Spara, Roma Risponde, certo, quei film lì, insomma. Quindi sento questa roba qua, e il mio angelo, quello che mi parla da qua, il diavoletto che sta qua, l'angelo mi dice: senti, devi trovare l'idea però, perché non è che basta scrivere un fanchettone anni 70 che strizza l'occhio a quelli, altrimenti diventa una cosa qualsiasi. E ovviamente io, quando cerco un'idea, me la vado a pescare nell'elemento base che io ho, che è il video. Il video che mi hanno mandato, che era un premontaggio di quello che sarebbe stata la sigla, era una serie di immagini del cast meraviglioso in azione, che facevano varie cose, buttavano in giro cadaveri, arresti, sgommate, eccetera, eccetera, ma ogni tanto si vedeva sta mazzetta dei soldi che cresceva, come dire: questi guadagnano. Allora sono andato in banca con un microfono e ho chiesto, perché mio padre lavorava in banca, quindi me l'hanno fatto fare, ecco. Sono andato a registrare col microfono la macchina contasoldi. Quella famosa. Ma veniva una specie di pernacchietta, una cosa brutta proprio da mixare Allora me la sono fatta da solo, cioè mi sono messo al microfono e ho fatto con questo godimento finale per la quantità di denaro. Ci ho messo un delay dentro, quindi diventavo sta cosa ha fatto impazzire tutti, è piaciuta tanto, e alla fine poi la musica è diventata quasi secondaria, era giusta di per sé, quindi non ha disturbato la cosa, ma l'idea di sta macchina contasoldi è piaciuta da morire e poi è rimasta così, insomma. Poi la musica è carina, è graziosa, è giusta. Assolutamente sì, e poi ci sta giusta e funzionale. Quindi mi sembra di capire che tu parti sempre da un'ispirazione
come posso dire, non del tutto musicale, ma proprio ti fai... testuale. Te l'ho detto, la musica per me è serva di quella roba là. Molto interessante tutto questo, e questo mi porta a una domanda che già ti ho fatto a massa quando ci siamo visti, e te la ripeto qui. Essere un attore quanto aiuta a essere musicista e viceversa? Credo che siano due cose che si compenetrano parecchio queste, perché comunque sia la recitazione è l'esposizione di un concetto verbale, la musica è l'esposizione di un concetto musicale, ma si tratta sempre di un parlare, no? E credo che la musica aiuti tantissimo a recitare meglio e la recitazione aiuti tantissimo non tanto a suonare, perché quello è esercizio, ma a interpretare meglio, perché nel momento in cui ti poni il problema di quello che vuoi raccontare attraverso la musica, vai oltre quella che è la tecnica e la sequenza giusta dei tasti e ci metti dentro il cuore. Questo la recitazione te lo insegna. Per quanto riguarda il contrario, cioè la musica che aiuta la recitazione, la musica ci insegna svariate cose, tante. Una delle quali, che mi piace tantissimo, è quanto sia importante il silenzio. Ora, se io ho un testo, no, da leggere, io ho un libro che è stato scritto, un copione che è stato scritto, dove come elementi ho le parole che ci sono scritte e la punteggiatura. Ma quanto io debba tacere tra la fine della frase e l'inizio della successiva è totalmente a mia discrezione. Nella musica invece il silenzio che crea il ritmo è talmente importante che viene misurato e scritto dal compositore. Non te lo inventi quanto stai zitto, anzi è quell'alternanza di suono e di silenzio che crea proprio quello che è il ritmo. Ora, se tu questo lo tieni presente nel momento in cui parli, quindi dai un peso ai silenzi, ecco che quello che hai appena detto o quello che stai per dire, se la pausa è giusta, assumono un più grande valore, e questo te lo insegna assolutamente la musica. Poi, per esempio, un'altra cosa che mi aiuta tantissimo, io adesso sto facendo tanti audiolibri e si è sparsa la voce che sono molto veloce a farli. Non sono veloce perché io sono un genio, sono veloce perché io ho imparato a leggere la musica. E leggere la musica, come tu sai bene, significa che mentre suono la battuta 1 io sto già a leggere la 3, perché nel momento in cui suono io non mi potrò fermare. E quindi questo allenamento dell'occhio che va oltre quello che la bocca dice, che devi fare col solfeggio, col pianismo, con qualsiasi strumento fa in modo che io quando comincio a leggere una frase l'ho già quasi finita, e quindi è molto difficile che io sbagli il senso della frase, e quindi leggo più pagine l'ora, tutto qua. Certo, molto interessante. Allora, altra cosa che ho scoperto sono le tue origini sarde. Ora un paio di cose te le devo chiedere anche per gli amici sardi che ci seguono, no? Quanto sei legato alla terra, ma soprattutto alla musica e alla cultura musicale sarda, che come sai è molto particolare, anche molto ricca, sia quella tradizionale che quella, diciamo così, moderna. Allora, ho un attaccamento viscerale alla Sardegna, un amore folle. L'unica cosa che non mi piace della Sardegna è il fatto che io non ci sia nato. Questa è l'unica cosa che non mi piace. Mi sarebbe piaciuto nascerci, essere proprio... Però sostanzialmente sono stato adottato, perché insomma, papà è sardo, io ci sono cresciuto e ci vado ogni volta che posso. E ho un amore folle per la terra, per i sardi, per il modo in cui sono fatti, insomma, per gli esseri umani che sono. È un posto dove io quando ci arrivo cambio umore in un attimo, insomma. Sono a un livello di felicità irraggiungibile sulla penisola. E per quanto riguarda la musica, ho un amore pazzesco per la musica sarda, perché la musica tradizionale sarda si porta dentro una tradizione armonica che è fatta di tutti quegli incroci che sono passati in Sardegna, che è un po' il centro del Mediterraneo, c'è passato qualunque cosa lì dentro. Quindi se tu pensi alla struttura armonica semplice su due accordi, primo e quinto grado della tarantella, che sta più o meno in tutta l'Italia, no? Certo. Invece in Sardegna hai delle progressioni armoniche così particolari, quando senti quegli accordi che fanno i tenori sdibiti, che cioè prevedono non tanto una sapienza musicale quanto una consapevolezza di come si muovono le voci, ed è incredibile ascoltarli. Ma poi non è che arriva Stefano Fresi e ci racconta sta cosa, cioè la prova di questo non è che
personaggi incredibili come Peter Gabriel arrivano in Sardegna e si fanno casa a Arzachena, sentono i tenori sdibiti e adesso sono prodotti da Real World, perché si è reso conto che è un unicum dal punto di vista della musica tradizionale, no? Cioè è difficile, a parte il testo, distinguere fra una tarantella napoletana, calabrese, eccetera, cioè i tratti sono molto simili fra di loro. E la pizzica della Puglia comunque si porta dentro quel 6/8, lo troviamo un po' da tutte le parti. Le armonizzazioni dei cori sardi o delle canzoni galluresi, penso al Due Pugioni, insomma a Maria Carta, a quella roba lì. L'Ave Maria sarda è una roba pazzesca, no? Sono dei cambi armonici, Deus ti salve Maria, de grazia sei salvena insa corrente, va a un cambio di tonalità per poi tornare dove stava, che è un unicum nella musica tradizionale, in quella musica che dovrebbe essere semplice ed immediata, e invece non lo è, ma per i sardi lo è, perché è la loro, quindi... Ed è... Guarda, io ho sempre trovato dal punto di vista non armonico, dal punto di vista della, come posso dire, quasi della sperimentazione armonica, in realtà non sperimentavano nulla, ma era qualcosa di molto naturale, con il mistero delle voci bulgare. Non so se hai mai sentito i cori, quelle cose pazzesche, che sono musica tradizionale, quella cosa lì mi sconvolge. Io quando completamente fuori dagli schemi. E così anche la musica sarda è veramente fuori dagli schemi. Complicata per essere musica tradizionale, sembra. Sì. Non lo è. E invece chissà, queste sarebbero cose veramente interessanti da andare a ritroso. Con Paolo Fresu, lui è un grande esperto, cosa ce la racconta. Certo. O coi Tazenda, grandi ricercatori. Ah, poi con i Tazenda va bene, poi ti dirò a parte una cosa, non te lo dico adesso, questa la taglio. Allora, senti, un'altra cosa, e qui chiudiamo questa nostra intervista, che io la potrei far continuare a vita, ma non ti voglio, sennò diventa... Ne facciamo un'altra. È invece relativa al fatto che abbiamo parlato di te, musicista, di te, attore, ma c'è anche Stefano Fresi, l'abbiamo appena accennato, che è un valentissimo cantante. Allora, io non lo so perché durante il lockdown io credo che stava presente quando stavamo a casa senza far niente tutto il giorno, io vedevo qualche cosa tua su qualche social, che tu che cantavi dentro la macchina o cose del genere, e lì mi sono reso conto alla faccia, lì ho cominciato a conoscerti te come diciamo così musicista. Quindi tu sei un valentissimo cantante, questo, e lo si vede anche da quello che hai detto. Qui non ho le carte in regola, non ho mai preso una lezione di canto in vita mia. Ti viene benissimo. Quindi senti, io ti chiedo due domande in una, perché siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, che va in tutta Italia, e la prima domanda che ti faccio è: dimmi un paio di cantanti di quelli che a te proprio ti fanno appassionare, ma soprattutto una canzone di un film che ti è rimasta particolarmente impressa, comunque legata a un film. Ok, allora mi stai a chiedere vuoi più bene a mamma o a papà? Ecco. Lo so. Però ti dico Jacques Brel, cantante straordinario, che ha una vocalità incredibile ed è un interprete immenso, è uno che ti fa arrivare il testo dritto allo stomaco e al cuore, e cantava canzoni straordinarie, veramente meravigliose, arrangiate in una maniera incredibile e cantate da lui in maniera splendida. Questo è uno. E poi vabbè, possiamo non parlare di Frank Sinatra, Tony Bennett, Liza Minnelli. Ecco, mai troppo nominata, geniale, meravigliosa, straordinaria, Caterina Valente, musicista eccellente, eccezionale. Elise Regina e Tom Jobim sono due mostri che ascolto molto volentieri e molto spesso. Canzoni tratte dai film ce ne sono tante che mi sono molto care. Ti direi Marciavamo con l'anima in spalle, perché è una canzone che parla di amicizia e di partigiani. C'eravamo tanto amati di Scola, che penso sia la commedia perfetta, e c'è quel pezzo che all'inizio è l'amicizia contro i fascisti sulle montagne, la liberazione e tutto, e alla fine del film è l'amicizia dopo una vita di amori incasinati, di amicizie con dei problemi, di vite stravolte, e quindi quella canzone è un po' il trait d'union del loro modo di stare insieme, de magnasse quella picchia po' a mezza porzione,
e cantare questa canzone che li rappresenta. Quella per me è una canzone che mi è molto cara. Guarda quanto sono contento di mandarla in radio oggi, come oggi nel 2025, perché ha un senso veramente importante. Già. Io mi auguro che tu nella vita evolva verso la regia, perché finalmente avremo un regista amico della musica, voglio dire, per cui però ti dico già da adesso che ho troppo rispetto per il lavoro del regista per farlo, perché penso che devi essere pronto a fare il regista. Io posso avere una mia visione, ma quella cultura dell'inquadratura, quella capacità di raccontare attraverso il modo in cui metti la macchina da presa sulla scena, io non ce l'ho. La riconosco quando la vedo fatta da un altro, ma non ce l'ho di mio. Quindi perché mi devo mettere a fare regista? Magari lo vuoi fare per vendicare la categoria dei musicisti, per quello. Vabbè, vediamo che succede, non mi sa bene. Ti abbraccio. Grazie Stefano. Presi. Ciao. Ciao.